Ai nostri microfoni la mamma imprenditrice che si è vista negare l'accesso a una fiera perché aveva con sé la figlia di 6 mesi da allattare. Lo specchio di questo paese dice: per noi ogni giorno una corsa a ostacoli. Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo l'autostrada A4 tra San Donà e Noventa, coinvolti 3 mezzi pesanti, uno si ribalta, grave l'autista e traffico in tilt. Sabato pomeriggio i funerali di Stefano Carta, il moglianese, trovato senza vita un mese fa in un rio di Venezia. Intanto il fratello continua a chiedere la verità sulla sua morte. La protesta di un disabile nel mirino alla stazione dei treni a Treviso. I parcheggi riservati sono spesso occupati da chi non potrebbe, le rampe stracolme di biciclette. Nuovo governo, tra le possibilità quella di tornare alle urne in luglio e i trevigiani dicono: piuttosto dell'attuale stallo meglio andare a votare. Verso la durata nazionale degli alpini a Trento, stamane è partita da Treviso una prima tranche di mezzi della protezione civile dell'ANA, obiettivo sistemare la cittadella militare a Trento. Basket playoff di A2, missione compiuta per la De Longhi che chiude i conti con Trapani e vola ai quarti. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con un dibattito, si apre con una vicenda che fa discutere in queste ore, che riguarda le mamme che lavorano, le mamme anche che allattano. La denuncia su Facebook di una imprenditrice trevigiana che avrebbe voluto partecipare oggi a una fiera del food, una fiera economica, con la figlia di 6 mesi che ancora allatta, ma l'accesso alla manifestazione è stato vietato ai minori di 16 anni e quindi anche a lei. Quanto successo è paradigmatico, dice ai nostri microfoni, di come sia vista ancora oggi in Italia la maternità. Sentiamo le sue parole. È paradigmatico della situazione della giovane donna lavoratrice barra imprenditrice in questo paese. Chiara Cecconi, imprenditrice trevigiana, ha sfogato su Facebook la sua frustrazione per quanto accaduto. Lei, donna in carriera, ma anche da 6 mesi mamma di una bambina che allatta al seno. Per la sua attività decide di partecipare alla più grande fiera in Italia dedicata al food, ma quando cerca informazioni sui servizi a disposizione dei bambini, come zone allattamento o bagni con fasciatoi, la sorpresa. Ho scoperto che non era a disposizione nessuno di questi servizi e in più che l'accesso ai minori di 16 anni, anche se accompagnato, era completamente vietato. Chiara non si perde d'animo e contatta prima via mail, poi telefonicamente l'assistenza visitatori. Mi è stato risposto che il divieto era assoluto, che era una politica aziendale e che in qualche modo si è insinuato che nel torto fossi io che volevo portare una bambina così piccola a una fiera. Chiara decide così di non partecipare alla fiera. Semplicemente non ci sono potuta andare perché, stante il divieto, ho una bimba piccolina, appunto ancora allattata al seno. Eppure, dice, in altre manifestazioni analoghe in Europa le cose funzionano diversamente. In fiere come la Biofac a Norimberga non solo i bambini entrano gratis, ma gratis sono predisposti tutta una serie di servizi. Questo è solo un esempio, spiega l'imprenditrice, di come sia vista ancora oggi la maternità nel nostro paese. Mi piacerebbe, continua, che ci fossero asili statali gratuiti, nidi aziendali, che venisse favorito il part-time verticale o il telelavoro per agevolare le donne con figli. L'immagine della donna lavoratrice, giovane, mamma, per me è l'immagine di un corridore, di una corsa ad ostacoli permanente. La maternità rimarrà sempre un ostacolo alla realizzazione personale della donna e si troverà sempre costretta a scegliere tra una e l'altra oppure a vivere male una e l'altra. Una vicenda che fa discutere, siamo di fronte al Medioevo, lapidario. Il commento oggi del governatore del Veneto Luca Zaia alla vicenda di questa mamma di Treviso. Sentiamolo. Siamo davanti al Medioevo. C'è una riproposizione del Medioevo perché spesso accade, ricordo la signora nell'ufficio postale che è stata invitata ad uscire dall'ufficio postale perché allattava il bimbo piuttosto che in altre occasioni. Cioè, se questa società si indigna perché una madre sta allattando il suo figlio, vuol dire che è una società che ha perso la bussola.
Ora la cronaca con un grave ennesimo incidente stradale lungo la A4 con pesanti anche ripercussioni sul traffico per chi si trovava in quel momento poco prima delle 17 in direzione Trieste dopo il casello di San Donà, tra San Donà e Noventa di Piave. Stiamo vedendo le immagini. I vigili del fuoco che hanno operato e stanno operando per questo tamponamento tra tre mezzi pesanti. Le squadre intervenute dal locale di staccamento di Motta di Livenza, Treviso e Mestre, che hanno messo in sicurezza i mezzi d'estratto utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Uno degli autisti, che era rimasto incastrato nella cabina di guida di uno dei camion, è stato portato con l'elisoccorso a Treviso in gravi condizioni. Illesi invece miracolosamente gli altri autisti. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada, operazioni di soccorso che sono appunto ancora in corso, si stanno completando in questi momenti, e il traffico che scorre su una corsia. Evidentemente le conseguenze non sono mancate per il deflusso dei veicoli in direzione Trieste. Ed ora torniamo a parlare della vicenda Veneto Banca. L'abbiamo raccontato ieri, 3 commissari liquidatori indagati dalla Procura per il loro operato che sarebbe stato lesivo nei confronti dei risparmiatori traditi. Gli unici che non devono pagare sono proprio i risparmiatori. È il commento di Patrizio Miatello, uno dei leader delle associazioni che difendono proprio i risparmiatori. Il nuovo filone di indagine nell'inchiesta Veneto Banca con 3 commissari liquidatori indagati dalla Procura di Treviso apre un nuovo scenario nella vicenda del crack dell'ex Popolare. Bisogna capire cosa effettivamente sia accaduto, sottolinea Patrizio Miatello, che con l'associazione Zellino da Onara si batte per dare giustizia ai risparmiatori. Gli unici che non devono pagare, anzi devono essere rimborsati, sono i risparmiatori traditi trasformati in azionisti. Quindi tutto quello che è successo nella vicenda di queste 2 banche va analizzato. Intanto da Roma sono arrivate importanti novità per quanto riguarda il fondo di ristoro. Sono infatti stati eliminati i paletti inizialmente fissati come i limiti di reddito, di valore immobiliare della casa di proprietà, e ora anche chi ha fatto la transazione potrà accedervi. Manca solo un ultimo fondamentale passaggio. I decreti attuativi hanno fatto tutto l'iter, ora stiamo aspettando la firma di Padoan, che è necessaria ed immediata, perché stiamo aspettando come la manna dal cielo quei decreti attuativi per fare le pratiche di accesso all'ANAC. Tutte le forze politiche ci hanno assicurato il loro sostegno, siamo pronti a festeggiare, spiega Miatello, e in attesa della firma del ministro Padoan dei decreti attuativi che permetterebbero al fondo di essere operativo, arriva un invito ai risparmiatori. Invitiamo tutti a non perdere tempo, quindi tutti i risparmiatori venite nel sito zellinodaonara.org, perché più saremo e meglio sarà. Un 41enne di Mogliano Veneto, padre di un giovane giocatore di rugby, è stato raggiunto da una DASPO di 2 anni da parte del questore di Padova per aver preso parte a una rissa a bordo campo durante un match di rugby tra gli under 16 del Petrarca Padova e il Mogliano. Per 24 mesi l'uomo non potrà accedere a stadi e altri luoghi in cui si svolgono competizioni sportive. I fatti si riferiscono al turbolento fine partita di un match del 19 novembre scorso. A pochi minuti dal fischio finale la gara era stata sospesa infatti per una rissa a bordo campo nata dopo un placcaggio. Prima i giocatori iniziarono a spingersi, poi anche alcuni genitori vennero alle mani, tra i quali il 41enne che è accusato di aver dato un pugno in faccia a un giocatore del Petrarca Rugby. Sempre a Mogliano con la cronaca, perché sabato verranno celebrati alle 16 i funerali di Stefano Carta, il giovane trovato senza vita un mese fa in un rio di Venezia. Sarà l'ultimo addio, ma la famiglia e il fratello chiedono ancora la verità. E finalmente il momento è giunto. È con queste parole che Ennio Carta ha annunciato su Facebook i funerali del fratello Stefano, trovato senza vita lo scorso 11 aprile nelle acque del Rio San Girolamo, in centro storico a Venezia. Il 12 maggio alle 16 verrà dato l'ultimo saluto al 36enne nel Duomo Arcipretale di Mogliano, dove viveva. Come scrive sul social network Ennio Carta, che proprio su Facebook ha creato una pagina per mantenere alta l'attenzione sulla morte di Stefano, è solo un momento che aspettavamo per salutarlo e per stringerci tra noi che lo conoscevamo. Il fratello, da quella mattina di aprile in cui i vigili del fuoco recuperarono il corpo senza vita di Stefano, che lavorava in un hotel di Venezia, ha iniziato con la famiglia e gli amici una battaglia perché venga fatta luce sulla morte del 36enne. Ennio non ha mai creduto fino in fondo all'ipotesi iniziale dell'incidente.
Su Facebook, nel post in cui annuncia le esequie del fratello, rinnova ancora una volta l'appello a chi ha visto o sentito qualcosa di farsi vivo. È impossibile che nessuno abbia sentito un corpo entrare in acqua di notte e seppure sia svegliato nel cuore della notte, sia riaddormentato e poi poche ore dopo hanno ritrovato un cadavere e non abbia collegato le due cose, scrive Ennio Carta. Non è un reato il non aver investigato le cause di un rumore. Nessuno ama perdere tempo nella vita e magari passare mezz'ora in commissariato a lasciare una deposizione non è piacevole, però c'è una famiglia che si pone tante domande, oltre a piangere la carne della sua carne. Quello che sto passando, conclude Carta, poteva accadere a chiunque stia leggendo queste righe. Con la cronaca, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Treviso hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, valuta non dichiarata per un importo complessivo di circa 62.000 euro. Si è trattato di illeciti che hanno visto coinvolti alcuni cittadini di nazionalità italiana, rumena e cinese che si sono avvalsi della facoltà di effettuare l'oblazione immediata che consente di estinguere dunque la violazione, pagando però una multa di 10.000 euro. Sempre a Treviso adesso, ma andiamo nella zona della stazione con la protesta di un disabile trevigiano di Conegliano che prende spesso ovviamente i mezzi e che parla della situazione in cui si trovano gli stalli e le rampe proprio alla stazione e chiede maggiori controlli. Treviso, stazione dei treni, al parcheggio riservato ai disabili, l'amara sorpresa. Dei 3 stalli disponibili, uno è occupato abusivamente. La macchina al centro, sprovvista del tagliandino disabile, è quella del solito o della solita furbetta. La denuncia documentata dalle nostre telecamere con Raffaele, 55enne di Conegliano, costretto dalla sorte a vivere in sede a rotelle. Infatti io devo parcheggiare dove parcheggio. Raffaele è obbligato a venire spesso a Treviso per questioni personali, ma anche per motivi legati al suo stato di salute. Racconta dei disagi obbligato a subire per l'inciviltà di molti. Questi ultimi anni la situazione si è capovolta. Per piacere, fate qualcosa che è già tardi. A cominciare dai posti auto occupati da chi non ha il pass per disabili fino alle rampe fuori dalla stazione dei treni. Passaggi destinati ai disabili che hanno bisogno di raggiungere la città in carrozzina o le vicine fermate dell'autobus e purtroppo invece sempre occupate dalle biciclette parcheggiate in modo selvaggio. E se le rastrelliere riservate alle bici sono praticamente tutte libere, non si può dire altrettanto delle rampe perché è ridotta mobilità. Scena immortalata più volte anche da Roberto Tonini, volontario del gruppo Ipovedenti di Treviso, che aiuta spesso Raffaele e chi ne ha bisogno. Da parte dello stesso Raffaele un appello: più controlli e sanzioni da parte della Polizia Municipale nei confronti di questi maleducati e incivili. Sembra quasi un appello, anzi lo è sicuramente alla Polizia Locale e quindi anche all'attuale Giunta per questa situazione che si manifesta alla stazione di Treviso. E a proposito di Giunta e a proposito di elezioni della corsa a Cassiugana 2018, oggi la presentazione, parliamo del centro-sinistra, della lista con il nome dell'attuale sindaco, cioè la lista Manildo. È una bella responsabilità il proprio nome campeggiante come simbolo in una lista, è una lista che vuole mettere in gioco trevigiani per Treviso, mettere in gioco passione, competenza, esperienza, entusiasmo e novità per continuare un lavoro molto importante. La cornice non poteva che essere Santa Maria dei Battuti, piazza tanto voluta dall'amministrazione comunale, un fiore all'occhiello per il sindaco che sfodera nomi nuovi ma anche volti noti. Le persone che si sono messe in gioco, ha spiegato Manildo, hanno diverse competenze, dalla maestra elementare di un quartiere della città ad uno psicologo al ricercatore universitario. Poi aggiunge nomi che non sono soltanto dei brand. A me piacerebbe che alcuni nomi non fossero soltanto dei brand, ma ci fosse la possibilità dei confronti anche con Giancarlo Gentilini, che ultimamente parla molto meno, con il presidente Zaia, anche per avere la possibilità di sentire da lui delle motivazioni su alcune scelte che sono state fatte per Treviso. Sul piatto temi quali la sicurezza, ma lo sguardo rivolto anche verso il sociale, il soccorso e le famiglie che hanno degli anziani, tenendo presente che la popolazione ha oltre il 30% di ultra settantenni. Una città sicura, che si parli di sicurezza portando un discorso della sicurezza dalla pancia al cuore, lavorando quindi su questa dimensione della sicurezza che bisogna garantire a tutti i cittadini. Una città solidale, una città che guarda le persone che hanno più bisogno con particolare attenzione agli anziani, una città che vuole diventare città universitaria molto di più, che guarda quindi alle prospettive, alla formazione dei giovani, una città aperta che vede la cultura come uno strumento per crescere sempre di più.
L'ha evocata proprio il sindaco Manildo, la lista Zaia Gentilini, che è stata presentata sabato scorso proprio a Treviso e che ha ben chiare quali sono le priorità della sua azione. Sentiamo. Sabato la presentazione dei candidati consiglieri per la lista Zaia Gentilini, ma il programma con le priorità da realizzare sono già da tempo ben chiare. La sicurezza, il sociale, con il tema dell'assegnazione degli alloggi popolari e poi l'annosa questione della pedonalizzazione. Noi vogliamo riprendere quello che era precedentemente, quindi da attuare solamente nei fine settimana, anche perché in questo momento di crisi economica non si può alterare l'assetto sociale, economico, commerciale della città. Poi gli spazi vuoti della città. Il rimasuglio del centro sociale Giango, che ancora gravita nella caserma Piave, deve sparire. Questo lo dobbiamo ai trevigiani e lo dobbiamo per ripristinare una legalità che manca alla città di Treviso. Particolare attenzione all'urbanistica, soprattutto nei quartieri. Con particolare attenzione alla riqualificazione delle aree degradate e soprattutto nelle periferie dove abita il 90% delle persone, e per far questo dovremo assolutamente cambiare il piano degli interventi adottato dalla Giunta Manildo. E a proposito di quartieri, oggi la notizia che la classe prima delle scuole primarie Valeria a San Paolo, che rischiava di non essere attivata per il prossimo anno scolastico per mancanza di numero sufficiente di alunni, verrà invece creata. I genitori lo hanno comunicato al candidato sindaco Mario Conte, che 2 mesi fa aveva lanciato un appello perché alcune famiglie spostassero i figli da altre scuole del comprensorio alla Valeri. Grazie al dirigente scolastico e a tutti i genitori che nelle settimane si sono adoperati per una soluzione positiva del caso, ha commentato Mario Conte. E poi c'è la politica nazionale, questo stallo infinito del governo, una nuova tensione del centrodestra oggi registrata. Il braccio destro di Matteo Salvini, numero 2 della Lega a livello nazionale, Giancarlo Giorgetti, è stato lapidario con Forza Italia. Siamo alleati di Berlusconi, ha detto, ma Berlusconi, siamo alleati con Forza Italia, ma Berlusconi deve consentire la possibilità di un governo politico e quindi con il Movimento 5 Stelle. Se decide di sostenere il governo neutrale chiesto da Mattarella, l'alleanza potrebbe definirsi conclusa. Un out-out che infiamma ulteriormente la situazione, che pare non sbloccarsi, l'attesa è di giorno in giorno e sappiamo, abbiamo raccontato anche ieri, all'orizzonte c'è anche lo spettro di un ritorno a breve alle urne a luglio. E proprio su questa ipotesi di voto estivo abbiamo chiesto ai trevigiani cosa ne pensano. Sentite. Il voto a luglio? Secondo me bisogna votare sempre. Però cosa voti? Questa gentaglia non esiste. Diciamo che non vedo un accordo, quindi a questo punto voglio andare. Esatto. Più presto andiamo al voto, più presto avremo un governo, credo, visto che non sono tanto d'accordo di fare un governo tecnico o pseudotecnico. Senza fare tanti intrallazzi e qualcosa che disgusta tutta la gente, è meglio tornare al voto. Non sono d'accordo, bisogna che si metta d'accordo. Io dico di sì perché ora speriamo che questa volta sia volta buona. Penso di sì. Penso perché bisogna che ci sia una vittoria, che ci sia un governo forte. Per il bene dell'Italia dovrebbero cercare un'intesa e si può fare qualcosa. Tornare al voto non credo risolverà la cosa, sicuramente le forze quelle sono e quelle rimangono. Che si mettano d'accordo o ad ogni modo per luglio non va bene, insomma. Casomai in autunno? Casomai in autunno, sicuramente. Chi torna a casa dalle vacanze per votare? I nostri politici poi. Meglio tornare a sto punto. Sì, senz'altro. Sarebbe tempo sprecato secondo me, e visto che sono le persone che ci dovrebbero governare, dovrebbero dare per prime l'esempio e trovare un accordo. Va bene? Meglio andare? Sì, meglio andare. Se uno ha voglia di votare rinuncia un po' e partecipa alla vita del paese. Queste dunque le diverse opinioni dei trevigiani. Adesso c'è la pubblicità, poi torneremo e parleremo di Alpini. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Parliamo di Alpini, parliamo della adunata nazionale di Trento che si avvicina sempre di più. Prima di vedere la partenza, una parte della partenza dei
gli alpini della sezione ANA di Treviso, della protezione civile della sezione ANA di Treviso. Torniamo un attimo a 20:10 di ieri sera, perché era ospite il generale Renato Genovese, che è il presidente del comitato organizzatore di Trento 2018, lui di Vittorio Veneto, e ha detto in trasmissione, ha svelato che si attende per domenica, impegni politici permettendo, l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sentiamo le sue parole. Anche Mattarella potrebbe venire? Potrebbe venire, sì. Sì? Sì, potrebbe venire. C'è questa possibilità? C'è questa possibilità. Ma in altre faccende affaccendato, giustamente questo sappiamo che questo è un periodo di fuoco per lui, e quindi tuttavia noi speriamo. Però la disponibilità per l'arrivo del Capo dello Stato c'è stata. Se c'è questo segnale dal Quirinale, c'è questo segnale, è molto forte. Chiaramente è un segnale che può essere che ci sia il Capo dello Stato diciamo, la decisione spetta a lui e spetta a quelli che sono gli eventi che sicuramente si stanno succedendo in questi giorni, in questo momento. Tuttavia c'è un forte segnale della sua presenza a Trento, in cui renderà omaggio ai caduti, sia al Trento sia al cimitero di Trento, dove ci sono due monumenti, uno ai caduti austro-ungarici e uno ai caduti italiani, quindi renderà omaggio a quello e dopo entrerà, verrà questo è un po', diciamo, la bozza del programma, verrà in tribuna e assisterà a una parte di quello che è lo sfidamento. Quante volte è capitato, se lo ricordo, generale? Ma poche volte, pochissime volte. E intanto stamane sono partiti i camion della protezione civile degli alpini, la protezione civile della sezione ANA di Treviso, per sistemare proprio a Trento la cittadella militare, una Trento che è sempre più vicina per le penne trevigiane. Questa mattina la protezione civile alpina ha caricato i camion ed è partita per Trento. Una giornata per allestire e sistemare la cittadella militare. Questa notte torneranno alcuni mezzi per prendere gli ultimi container e da giovedì saranno attivi e pronti per le dimostrazioni. Mostriamo quello che abbiamo, faremo delle piccole esercitazioni con tutte le unità specialistiche che abbiamo, le sanitarie, le unità cinofile, i sub, l'antincendio, la radio. La 91esima Dunata Nazionale degli Alpini è sempre più vicina e Trento è pronta ad accogliere le penne nere. Quest'anno vogliamo confermare quello che abbiamo fatto, perché noi come protezione civile vogliamo dimostrare che siamo pronti a tutto, anche come dicono tanti, a quelle cose dell'impossibile gli alpini ci riescono sempre. Treviso per noi è stata un'emozione unica, ci dice Crosato, una festa grande, e così sarà anche a Trento. Ci troveremo per ricordare tutto quello che abbiamo fatto e per parlare di quello che faremo in futuro. Per noi è festa, trovarci con gli amici, trovarsi con la gente che abbiamo fatto tante missioni, raccontarci, ricordare, è bello, per noi alpini è tutto questo qui. A Venezia stamane un ricordo importante in un libro della figura di Tina Anselmi. Non scriveva molto, a noi raccontava tanto ma non scriveva, non lasciava dentro tante cose, non voleva lasciare dentro tante cose a quel tempo, anche perché non erano cose sempre molto gradevoli purtroppo. Gianna Anselmi svela così un retroscena della vita riservata della sorella Tina, staffetta partigiana, sindacalista, deputata e prima ministra della storia della Repubblica, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta negli anni dell'omicidio di Aldo Moro e della strategia del terrore. Con la sorella Maria Gianna ha presenziato alla prima del libro scritto da Mauro Pitteri, che in 100 pagine ha ricostruito il percorso formativo di Tina Anselmi, dalla resistenza all'impegno sociale e politico. Ho cercato di focalizzare l'argomento sulla sua giovinezza, quindi soprattutto i 3 anni, dal 45 al 48, in cui è stata sindacalista di tessili, che è una cosa che si dice ma che è stata poco approfondita. E poi i suoi legami con il movimento cattolico trevigiano, con i primi passi della DC e il suo inizio e il suo percorso nella gioventù femminile. La presentazione del libro a Palazzo Balbi ha pagato il prezzo di essere donna in anni in cui la società era fortemente maschilista. Ma Tina Anselmi è una figura straordinaria, un gigante della politica e del sindacato, ha detto il presidente Luca Zaia. Se fosse stato un maschio al suo posto, con la sua storia, oggi avrebbe i monumenti in giro per le strade. Diciamolo, andate a vedere la storia, il curricula di molti personaggi che noi osanniamo e confrontateli con quelli di questa signora, con la quale io non ho niente da spartire politicamente,
nel senso che nasco dopo, vengo dopo, eccetera, che ha una storia, cioè, pensate, ve l'ho detto, che il sistema sanitario nazionale. La documentata ricerca di archivio, condotta con rigore da Pitteri, consente di mettere a fuoco le parole chiave che hanno orientato le coordinate di vita e di impegno sociale e politico di Tina Anselmi: concretezza, buonsenso e responsabilità. La democrazia, scriveva Tina Anselmi negli anni 60, comporta non solo adesione ai valori ma esercizio, individuare iniziative concrete. C'è un qualunquismo che dilaga perché non c'è responsabilità. 950 ragazzi delle scuole di Ponte di Piave questa mattina allo stadio Paolo Tumiotto hanno partecipato alla giornata della sicurezza e del soccorso. L'esercitazione si è svolta sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco e ha visto coinvolte tutte le forze dell'ordine insieme a Protezione Civile, SIMEC Group, Cinofili, Aeronautica Militare e Alpini. Ed ora lo sport, siamo ai playoff di A2 di basket con una De Longhi che batte in gara 4 Trapani e vola verso i quarti di finale. Niente scherzi stavolta, il compito è svolto quasi alla perfezione, affidandosi al tiro da 3 e alla difesa sul pericolo Jefferson. Treviso vola ai quarti e lo fa seppellendo Trapani sotto 21 punti di scarto, 99-78, tanto per far capire che gara 3 era stato soltanto uno scivolone. Finisce 3-1 la serie che vedeva i trevigiani e i siciliani avversari come nel primo turno della scorsa stagione. Nonostante il successo, coach Stefano Pilastrini è chiaro a fine gara: una serie molto dura, ha detto, ci servirà per il prossimo turno, ovvero i quarti di finale nei quali la De Longhi attende una tra Scafati e Ferrara. Intanto ci si gode il trionfo in trasferta, 6 uomini in doppia cifra con Swan, Brown, Imbrò e Negri fra i migliori di Treviso, unico bocciato un Musso da appena 3 punti. Ma non c'è stata di fatto mai storia nella partita, a cominciare da un primo quarto nel quale Treviso ha subito scavato il solco, poi ingranditosi sempre di più. Ora nuovo step playoff, aspettando il recupero di Matteo Fantinelli. Il sogno promozione continua. Politica sotto i riflettori questa sera, fra pochissimo su 20 e 10 con il capogruppo del Partito Democratico del Veneto Stefano Fracasso e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, sempre appunto in Regione Veneto. Ovviamente si parlerà di quanto accaduto oggi a Roma, di quanto non accaduto eventualmente a Roma, ma anche di elezioni evidentemente amministrative che si avvicinano sempre di più. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna dell'instabilità sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 9 maggio. Sul Veneto sin dal mattino cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con addensamenti e anche con qualche rovescio possibile sui settori occidentali della nostra regione, ma anche sul bellunese. In genere asciutto altrove. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 23 gradi circa. Sarà perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, più sole al mattino, poi aumenteranno le nubi con qualche rovescio temporale che dai settori montuosi potrà estendersi fin verso le medio-basse pianure. Migliorerà ovunque entro la serata. Temperature minime intorno ai 13 gradi, valori massimi piuttosto gradevoli compresi tra 23 e 25 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il tempo risulterà molto instabile con precipitazioni temporalesche sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche di moderata intensità. Fenomeni in cessazione ovunque già entro la serata. Temperature minime sui 14 gradi, valori massimi intorno ai 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.